Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere forse così numerosi. Io ringrazio innanzitutto il Cairo Conegliano che mi ha dato onore di presentare questa serata così storica per la città, oltre che per l'associazione che compie 100 anni. E la motivazione del nostro incontrarci è una fatica immane, perché i libri sono fatica, sono memoria, ricordo, ricordare qualcuno, ricordare molti, ricordare delle imprese, ed è sempre una fatica che si ripete. Dietro di noi avremo delle immagini che scorreranno e saranno fondamentali, diciamo, sono state scelte da chi ha curato il libro e racconteranno un po' la storia di questa sezione. Una cosa importante, non riusciremo a vedere tutti, il libro è denso, grande, ci sono 100 anni di storia, ci sono foto in bianco e nero di persone, di luoghi speciali, perché le persone si collegano ai luoghi per ricordare anche le proprie memorie. E quindi io comincerei subito invitando il sindaco Fabio Chies per cortesia a venire qui, insieme al presidente Marco Meneguzzi, neoeletto, la ex presidente Gloria Zambon e chi ha coordinato tutto il gruppo del libro, Diego Della Giustina. Allora, passo subito la parola al sindaco per il saluto delle istituzioni. Grazie, buonasera a tutti, un saluto in particolare Marco, complimenti per un grande applauso perché insomma si porta a casa una bella responsabilità. Saluto a Gloria, ringraziamento per quello che ha fatto in 15 anni di presidenza, sicuramente una sezione importante, la sezione del Cairo Conegliano. 100 anni sono tanti perché quando apriamo un libro capiamo cosa vuol dire passando dal 1925 al 2025. Cambiato il mondo, ma certi valori, certe cose che sono la nostra tradizione, la nostra storia, rimangono, no? Rimangono in questo libro, rimangono nelle foto che vediamo e sono vive oggi più che mai chi porta avanti questa tradizione. Per cui davvero grazie, perché poi è una tradizione che ripercorre la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori. Quando guardiamo le foto, insomma, ci vengono in mente tante persone che abbiamo conosciuto, ci vengono in mente tanti luoghi che abbiamo potuto visitare. Insomma, i libri servono. Mi dispiace che molti giovani oggi leggano poco, perché aprire un libro vuol dire aprire le pagine di memoria, vuol dire rivivere le storie di tante persone che hanno fatto grande il nostro territorio. Perché questi valori, queste storie, queste tradizioni sono quelle che hanno fatto grande un territorio come il nostro, e le montagne sono molto più vicine di quanto non siano per la gente di Conegliano, per la gente dei nostri luoghi, perché le montagne ricordano, come ho detto prima, i nostri nonni, i nostri genitori. 100 anni sono tanti, tra l'altro 100 anni sono anche quelli della sezione degli Alpini. Quest'anno ci sono una serie di eventi che si ripercorrono, una serie di eventi che ci riportano più vicino a una storia che magari tendiamo una volta a dimenticare. La storia del nostro popolo ha poca memoria, e scrivere libri, fare pubblicazioni serve a questo, serve ricordare a tutti che abbiamo avuto un passato importante e che oggi dobbiamo ricordare queste persone perché meritano di essere ricordate attraverso una pubblicazione di cui sentivamo davvero il bisogno. Io non aggiungo tanto altro, vi dico grazie davvero, grazie a nome della città di Conegliano, grazie per quello che avete fatto, per quello che state facendo, per quello che farete. Perché oggi siete testimoni, Marco, oggi lo sei tu, a nome di tutti siete testimoni di una storia gloriosa, di una storia che viene ricordata qui, ma di una storia della quale le pagine le state scrivendo voi oggi. Per cui ci sono dei libri, ma ci sono anche le pagine che scrivete voi oggi e che verranno scritte da altri nei prossimi anni, per cui cerchiamo di portare avanti al meglio questa tradizione per essere degni di chi ci ha preceduto. Grazie e buona serata a tutti. Parole sentite, adesso passiamo la parola al presidente neoeletto, giovane, veramente un bel segno questo i 100 anni, e cominciamo con un giovane che porta avanti una tradizione e lega in maniera
doppia mandata nel italiano con il camminare, il muoversi, ma non soltanto. Buonasera, grazie a tutti, grazie per le parole del sindaco. Io sono da poco eletto, insomma rappresento una sezione storica, 100 anni, un'eredità importante. Ringrazio tutti voi che siete qui questa sera, ringrazio chi mi ha preceduto, Gloria per primis, ma Diego, Guerrino, Alberto, Tommaso che non l'ho visto, insomma quelli che ho conosciuto, presidenti della sezione che hanno rappresentato portato avanti la sezione. Ringrazio il consiglio direttivo e soprattutto ringrazio chi questo libro si è veramente impegnato, perché è stato scritto a tante mani, ma la redazione che ha curato il libro e soprattutto Diego che ha coordinato tutti ha fatto un gran lavoro. Quindi grazie a tutti di essere qui e buona serata, buona visione e presentazione. Perché io vorrei chiamare qui un altro neoletto, mi pare, non ho capito, il presidente del CAI Veneto, Francesco Bruscato, se vuole salutare questa occasione. Buonasera a tutte e a tutti. Per me è importante esserci in questi momenti perché, diciamo, l'ho scritto anche oggi, questo è il CAI che io vorrei rappresentare. Un CAI che ha una storia di uomini, di donne, una storia di avventure, di emozioni, di cose importanti da raccontare e soprattutto è una storia di grandi rapporti di amicizia, per cui è una bella cosa che ci fa bene, che ci fa stare bene assieme, per cui penso che sia la più grande soddisfazione essere qui stasera e vi ringrazio dell'invito che avete fatto. Grazie a tutte e a tutti. Ingaggiamoci in questa serie di ricordi e andiamo a scoprire questo libro. Certamente, prima di tutto, la parola anche a chi ha partecipato a tutto questo, Gloria, che ha passato un testimone al nuovo presidente. Prego. Solo una cosa piccolissima, ho fatto un giochino, ho provato a sommare gli anni miei e gli anni suoi, per quanto io non sia proprio giovanissima, non arriviamo a 100. E parlando di 100, siamo ospiti degli alpini che, come diceva giustamente Michele, anche loro compiono 100 anni, ma non siamo gli unici, perché qua dentro c'è altra gente che compie 100 anni. C'è il presidente della sezione di Vittorio Veneto, ad esempio, nostri gemellini, diciamo, no, loro sono più vecchi perché sono stati fondati a gennaio, quindi qualche mese in più, e poi anche in Pordenone, c'è anche il presidente della sezione di Pordenone che compie 100 anni, e più c'è anche prossima a compierli anche la nostra mitica Giulietta Ariato. Diciamo che 100 anni fa è stato un anno particolarmente fecondo, evidentemente, per qualche motivo, speriamo nei prossimi secoli. Grazie. Grazie Claudia, mi hai fatto una battuta su Giulietta, mi dispiace, è una che avevo tenuto da parte per il finale, non importa, la richiameremo di nuovo dopo, visto che memorie come la sua, senza nulla togliere a nessuno, non ce ne sono. Anche se devo dire la verità, faccio una piccola parentesi, mi ha consegnato una foto in cui c'è lei a 3 anni, negli anni 20, che sta scivolando su una slitta sul lago di Pradella ghiacciato. Quindi immaginate che memoria. Bene, cominciamo la serata. Cominciamo e passiamo la parola a chi ha coordinato il libro, diciamo, è un libro scritto a tante mani, ma il coordinamento è stato quello di Diego, che è un figlio questo libro. Io che ne ho scritti qualcuno, i libri sono dei figli. Allora, buonasera a tutti e grazie per questa bella partecipazione. Stiamo facendo delle riprese video, quindi saluto anche. Sappiamo anche chi ci vedrà in differita. E che dire? Beh, innanzitutto un po' di emozione c'è, potete immaginarlo perché
portare a termine un lavoro di questo genere è sicuramente un compito impegnativo. Nessuno di noi, parlo plurale non perché sia plurale maiestante, ma perché il libro è frutto del lavoro veramente di tanta gente. Dovete credere che nessuno di noi aveva esperienza di produzione di un libro, di edizione di una pubblicazione di questo genere. Quindi è stato un lavoro che ci ha entusiasmato, coinvolto, ma ci ha presentato anche tanti imprevisti che abbiamo dovuto affrontare. Allora, io mi farò aiutare da Valerio nel avanzare le slide e vi presenterò l'iniziativa e il libro. Poi la serata seguirà con alcune riflessioni, ci soffermeremo su alcune immagini e Michele ci aiuterà in questo, dove sarà possibile anche eventualmente fare interventi, ma sono delle immagini evocative che ci servono per fare degli spunti, per dare degli spunti di discussione tutti quanti assieme. Allora, andiamo pure avanti, questa è la copertina del libro, 100 anni di Montai Insieme. Montai Insieme è stato per lungo tempo, insomma, ormai da decenni, un motto che ha contraddistinto l'attività accademica conegliano, le serate con gli alpini, ma anche le nostre pubblicazioni. Per noi ha voluto dire di percorrere 100 anni di emozioni, passioni, impegno, amicizia, con le cime sempre nel cuore, perché ovviamente quello che ci guida, quello che ci accomuna è proprio l'amore per la montagna. Dobbiamo sicuramente ringraziare la città di Conegliano che ha patrocinato l'iniziativa, la Banca per Alpi San Biagio, senza la quale sarebbe stato veramente difficile fare una pubblicazione di questo genere, poi vediamo anche i numeri e capirete perché, e poi la tipografia Scarpis con cui abbiamo lavorato bene come se fossimo in famiglia, anche perché le nostre prime pubblicazioni furono prodotte proprio attraverso la tipografia Scarpis. Con il grafico, il mitico Stefano, ha avuto un rapporto proprio intenso negli ultimi mesi prima della pubblicazione del libro. Passiamo alla prossima. Eccoli qua i numeri di iniziativa. Innanzitutto siamo partiti con l'idea che era venuta dalle pubblicazioni precedenti, nei 50 anni, dopo i primi 50 anni, nel 1975 era uscito un libricino, ne abbiamo ancora alcuni copie in bianco e nero, e io ricordo che i primi anni, quando sono arrivato all'inizio degli anni 80, lo vedevo e dicevo, caspita, come saranno i nostri 100 anni? Adesso ci siamo. E sono qua con la cravatta, ma sono 100 anni che non porto una cravatta, mi sento un po' in imbarazzo, scusate. Allora, questo è stato lo spunto. Abbiamo detto, ma perché non ci avventuriamo che noi fare una pubblicazione? Era il 2023, però era ormai ora di pensarci, perché altrimenti sarebbe stato troppo tardi. Poi c'è stata, ecco, questo spero che non sia un segno premonitore. Sì, ce l'ho anche io. Adesso me la caverò anche con questa scritta. C'è stata poi la pubblicazione dell'estate 5esimo, un'iniziativa particolare del nostro past president Tommaso Pizzoni, che salutiamo ancora, lui è molto anziano, gli abbiamo portato il libro a casa e ci segue sempre con l'attenzione e quello che si può dare avendo 93 o 94 anni, non mi ricordo esattamente. È stata un'opera corale dei soci, l'abbiamo voluta così fin da subito. Io mi sono preso la briga di coordinare un gruppo di lavoro più ristretto e poi attorno si è formato un numero di collaboratori, autori, persone che con le proprie idee e i propri contributi hanno portato a questa pubblicazione. 15 mesi di lavoro, quindi potete immaginare cosa abbia potuto dire un impegno del genere. Siamo partiti da un'iniziativa curiose, interessanti, in serie abbiamo raccolto chi potevano essere i principali autori, invitandoli a una serata, a un momento conviviale assieme, abbiamo offerto la cena, uno spuntino, insomma, e da lì siamo partiti un po' in allegria, un po' baldanzoni, ma senza sapere cosa avremmo avuto davanti per questa avventura. Cosa ne è uscito? Ne sono uscite ben 370 pagine illustrate con 500 immagini circa. Inizialmente dovevano essere di meno le pagine, poi alla fine abbiamo detto no, quando si è arrivato più materiale è meglio cercare di farlo usare, no? Colpo al cerchio, colpo alla botte, costi che salgono,
la copertina invece che essere cartonata, rigida, è diventata flessibile e insomma siamo rimasti dentro le spese. Abbiamo 1200 copie da distribuire nei prossimi 100 anni, verrebbe da dire, è vero Gloria, è vero Marco, però insomma contiamo adesso soprattutto che nel primo anno riusciamo a diciamo così, incuriosire il nostro pubblico. Il libro è composto da 8 capitoli divisi in 33 sezioni, quindi paragrafi sostanzialmente. Abbiamo 26 autori di testi, ciascuno dei quali ha avuto a disposizione dei collaboratori, che sono 25 in tutto, e abbiamo aggiunto 12 fonti documentali. Ci sono tante foto, gli autori sono 57 e poi abbiamo aggiunto a 12 archivi fotografici. Eccoli qua. Questo è lo squadrone, 100 persone, grosso modo, tutto quello che ne deriva. Una cordata come questa, vogliamo dire, no? Questa è una vecchia foto del 1980, quindi anche più tanto vecchia, quindi ricordo la gita lì, questa è la palla bianca dello Zare per 3600 metri, e questa sotto rappresenta la nostra montagna per eccellenza, Monte Civetta, dove abbiamo ben due rifugi, il rifugio Mario Bazzoler e il rifugio Vittorio Torrare. Quindi un grazie veramente a tutti, il comitato di redazione, revisori di testi, revisori di immagini, autori, collaboratori e fotografi. Questo è l'indice del nostro libro, avete visto che in copertina c'è Civetta, non poteva essere altrimenti, piuttosto che creare magari qualche imbarazzo perché, non so, potevamo pensare di metterci le foto delle persone, però abbiamo fatto un torto a chi non era rappresentato, abbiamo detto la montagna di tutti noi qual è? È Monte Civetta, quindi eccola, e la vedete poi in copertina. Il libro poi sarà a disposizione con offerta libera per tutti quanti. Andiamo poi avanti, adesso passiamo in assegna abbastanza velocemente i vari capitoli e io colgo l'occasione per ricordare alcune cose significative della storia delle sezioni. Il primo capitolo parla della sezione e della sua organizzazione. La sezione di Conegliano è nata nel 1925, però è figlia della sezione di Treviso. Giusto per il capelletto, sguardo chi viene da Treviso, ha espressi nel Caivento, oltretutto, e quindi lui mi conferma accennando con la testa. Praticamente nel 1922-23 il gruppo CAI di Conegliano c'era già e pubblicava le sue notizie nel notiziario della sezione di Treviso. Poi nel 1925 siamo partiti con poco meno di 100 soci, poi sono cresciuti abbastanza velocemente negli anni. All'inizio, dicevo, pubblicavamo nel notiziario della sezione di Treviso. Curiosa è questa iniziativa lucellata sociale che corrisponde un po' a quello che adesso possiamo chiamare cena sociale o pranzo sociale. Probabilmente si mangiava polenta e rosei, ma lucellata richiamava anche l'aquila che è il simbolo del sistema. E qui l'autore di questa prima notizia dell'Uccelata Sociale del 1925 è Mario Bazzoler, che era segretario, giovane segretario della sezione CAI, poi scomparso poco dopo per un incidente stradale, a cui è poi stato dedicato il nostro rifugio, appunto Mario Bazzoler. Ci sono in questo capitolo dei ricordi di quella che è stata la nostra sede nel tempo, anche se ormai sono 50 anni che stiamo sempre nello stesso posto, ma ci si perde i primi anni nell'andare a cercare dove fosse, quante volte si fosse spostata la sede della nostra sezione. Probabilmente non erano tempi molto in cui si riusciva facilmente ad avere una sede, anche se è curioso questo, è quasi più facile costruire rifugi in montagna che non disporre di una sede all'interno della propria città, no? E questo lo si scopre andando a leggere i racconti di come sono nati i nostri rifugi, no? Iniziative soprattutto delle famiglie che
volevano ricordare i propri soci fondatori o comunque parenti di essi. Vedete l'andamento dei soci della sezione per gli anni che abbiamo potuto rappresentare, no? È curioso osservare come alla fine degli anni 70 c'è una diminuzione, e qui l'occasione è buona per me per ricordare il fatto che all'interno della sezione di Conegliano, fino più o meno alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, c'erano anche delle sottosezioni, la sottosezione di Oderzo, la sottosezione di Pieve di Soligo e la sottosezione di Motta di Livenza. In quegli anni stava nascendo anche il gruppo CAI San Polo, che adesso è la nostra sottosezione, e che ha festeggiato nel 2023 i 50 anni dalla sua costituzione. Qui vedete i festeggiamenti, c'è anche il past president generale Roberto De Martino. E vi dicevo, è curioso osservare che all'inizio degli anni 80, quando le sottosezioni di cui parlavo si sono staccate, il numero di soci è un po' calato, però poi ha cominciato a crescere a un ritmo impetuoso, fino praticamente a raddoppiare il numero intorno agli anni 97, insomma. Si è osservato all'inizio degli anni 80 una ventata di innovazione all'interno della sezione, gruppi che venivano costituiti, giovani che entravano a far parte del nucleo di soci più attivi, corsi di alpinismo che in passato non si erano riusciti a fare per motivi vari. Improvvisamente l'attività ebbe un fermento notevole in quegli anni. Negli ultimi anni continuiamo a crescere, qui si vede dopo il periodo della pandemia sostanzialmente, abbiamo cominciato a crescere a un ritmo abbastanza importante. Adesso la sezione conta 1626 soci alla fine dell'anno scorso. Allora, in questo capitolo si parla anche delle nostre pubblicazioni, Montagna insieme, dicevo, il nostro motto, ma anche appunto il titolo della nostra pubblicazione annuale, dove sono i programmi di attività. All'inizio si pubblicavano i programmi di attività su dei fogliettini, poi dal 1962 c'è stato iniziare il programma GITE, edito da Scarpis, mi piace ricordarlo perché è stato un impegno costante nel tempo anche da parte loro. In questo capitolo a un certo punto ricordiamo anche gli uomini e le donne della sezione, intendevo con questo le presidenze che si sono succedute, le segreterie e i consigli direttivi in generale. Eccolo qua, il capitolo 2 è quello dei rifugi e delle opere alpine. Abbiamo già accennato al rifugio Mario Razzoler, a 1700 metri sotto il cantone di Pelsa, che è caratterizzato anche per avere un giardino botanico alpino che è stato dedicato a uno dei presidenti della Repubblica, Antonio Segni. In questo giardino si svolgono delle visite guidate attraverso il supporto dei nostri operatori naturalistici. Qui vedete una visita con i ragazzi del gruppo del turismo giovanile della sezione. Vedete la figura di Mario Razzoler, questo alpinista d'altri tempi, giovane, che poi purtroppo in questo incidente stradale a cui fu dedicato il rifugio e recentemente ha avuto delle importanti evoluzioni. Qui con noi stasera abbiamo anche Doris Corazza, l'attuale gestrice del rifugio, e dobbiamo rendere atto ai nuovi gestori che c'è stata sostanzialmente dal 2020, in quel caso l'anno della pandemia, quando loro hanno cominciato la gestione, se ricordo bene, tutta una ventata di novità, modalità per rinnovare, per ristrutturare il rifugio che continua tuttora. Abbiamo poi il rifugio Maria Vittoria Torrani, Nido d'Aquila sotto il Monte Ciletta, a 2984 metri, e che altro dire? L'altra perla delle nostre opere alpine, il bivacco Gianmario Carnelli e Giuliano De Marchi. Gianmario Carnelli era un grande amico di Giuliano De Marchi, e quindi quando nel 2009
purtroppo Giuliano De Marchi, medaglia d'oro del CAI, alpinista di stampo internazionale, durante la sua vita solitaria di alpinismo sul monte Antelao, decidemmo di cointestare il bivacco anche a lui. E quindi i due amici adesso riposano, per così dire, assieme all'interno di questa struttura. Nel senso che noi andiamo a ricordarli lì quando abbiamo bisogno di fermarci un attimo a pensare alla loro storia. Il Monte Civetta, i nostri rifugi, ma soprattutto il rifugio Bazzoler sono stati un po' il tesoro dell'arrampicata, soprattutto negli anni 40, 30 e 40, l'epoca del sesto grado, no? Conserviamo tra i libri della nostra sezione all'interno della biblioteca il primo libro delle ascensioni del rifugio Mare Bazzoler, dove i grandi alpinisti del passato hanno lasciato traccia dei loro schizzi. Vedete la Torre Venezia con lo schizzo della via Tissi, un altro degli alpinisti famosi con cui la sezione ha collaborato e a cui è stata dedicata poi anche la via ferrata Tissi che conduce fino al rifugio Torrano. Un'attività importante nell'ambito del carabiniere italiano della sezione è senz'altro l'attività culturale, svolta all'inizio dei primi anni all'interno della sede, poi si è approfittato del cinema della città e è stato un periodo in cui si svolgeva la rassegna, qualcuno di voi si lo ricorderà, la rassegna di film di montagna alla Casa Frenzi, okay? E allora lì si ospitavano gli alpinisti e si proiettavano i film del Trento Film Festival, o comunque film di notorietà internazionale. Poi abbiamo cominciato, questo è bene ricordarlo, lo diremo dopo, ci sarà modo di ricordare le serate organizzate con gli alpini, quindi adesso non mi soffermo su questo. Però dal 2002, anno internazionale delle montagne, è partita un'iniziativa, Montagna Siena Spettacolo Montagna, che dura tuttora, nell'ambito della quale poi è confluita anche la serata con gli alpini, e c'è stato modo in tutte le edizioni di ospitare alpinisti di spicco, e qui vorremmo ricordare i nostri alpinisti di spicco, quindi di nuovo Giuliano De Marchi, qui rappresentato durante una spedizione sul Monte Lenani, credo, e curioso è ricordare il fatto che questa è stata la sua ultima apparizione alle nostre serate, questa del 14 dicembre, non noi lo serate del 2008, perché poi il suo incidente avvenne un anno dopo. E poi ricordiamo Adriano Rossini, che non so se sia arrivato qui in sede, ma comunque lo abbiamo contattato di recente per far presente questa iniziativa. Adriano è stato la prima persona, il primo socio della sezione a salire su 8000, ma anche a salire sull'Everest, ha inanellato un po' di montagne sopra gli 8000 e ricordo ancora tutte le volte che abbiamo ospitato anche all'Auditorium di Orsi. In passato si sono tenute iniziative relative alla tutela dell'ambiente montano. Questa è un'iniziativa degli anni 80, Montagna di tutti, pulita per tutti, che non riguardava solo la sezione di Conegliano, ma ci permetteva di collaborare con altre sezioni per andare a fare pulizia in montagna. Ricordo per esempio che Mario Fiorentini, che adesso gestisce il rifugio Città di Fiume, allora si occupava di tutela ambiente montano, e andavano su al rifugio Bazzoler e dedicavano una giornata alla raccolta di tutto quello che trovavano nei dintorni del rifugio, nel territorio che è di proprietà della famiglia Fabretti, che ringraziamo perché senza di loro nella nostra storia non ci sarebbe rifugio, non ci sarebbe la possibilità neanche di ospitare i frequentatori della montagna come riusciamo a farlo in questo momento. La montagna del vicino vuole rappresentare un ricordo delle serate che tuttora si tengono in sede sociale. Qui vedete una serata organizzata con il professor Mario Panizza, nel 2010, e il professor Mario Panizza, che è stato uno dei promotori dell'iniziativa di riconoscimento delle Dolomiti patrimonio dell'umanità UNESCO.
in quegli anni ancora se ne parlava poco e noi siamo stati tra i primi ad avere la possibilità di sentire parlare di questa iniziativa. Cosa c'è poi intorno alla sezione che è stato ricordato in questo libro al capitolo 4? Innanzitutto c'è la città di Conegliano, quindi qui si ricordano le varie iniziative che ci sono state nel tempo. Vedete una mostra fotografica, qui l'occasione è buona per salutare l'ex sindaco Maniero, che è qui presente con noi, mostre fotografiche che si tenevano nel quartiere del Pino Libri, che era una bella possibilità per noi per fare esposizioni. Lino Lovato ci ospitava sempre con grande piacere. Abbiamo avuto il convegno della sezione Triveneto in occasione dei 50 anni, questo si è svolto al ridotto dell'Accademia, quindi la città ha ospitato un evento importante in occasione del 50°. E mi piace ricordare che 10 anni fa il nostro ex sindaco Floriano Giannò, che colgo l'occasione per salutare, che è venuto a trovarci, e ci ha consegnato questa bella targa nel 90°. Le parole sono molto belle: al CAI di Conegliano per l'attività costante e perseverante volta ad educare la comunità tutta alla conoscenza e al rispetto della montagna e alla difesa dell'ambiente naturale alpino. Quindi grazie sicuramente alla città di Conegliano. Poi intorno alla sezione ci sono che cosa? Ci sono gli alpini, questa è un'iniziativa del 2002, anno internazionale montagna, abbiamo fatto una gita assieme al rifugio Locatelli, e questo è un racconto che si trova sul periodico loro Fiume Verdi. Ma intorno alla sezione c'è anche il CAI a livello generale, ci sono le strutture centrali e territoriali del CAI. Qui vedete un'occasione recente, il congresso che c'è stato, il 15° congresso a Castelbrando degli istruttori nazionali di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata. Nel 2013, in occasione del 150° scusate, del CAI a livello nazionale, c'è stato un raduno, un'iniziativa in Cansiglio, che vedete il past president Francesco Carrè, del CAI Veneto, con il nostro Marino Fabris, che è stato il mio vicepresidente, che è seduto qui intorno, ricordo l'occasione per salutare, e poi l'attuale nostro responsabile del gruppo Senioris, Renzo Raccoglietta. C'è un capitolo interamente dedicato alle persone che abbiamo voluto ricordare, persone che sono innanzitutto i presidenti del passato, ma non solo, ci sono anche i segretari, e qui da noi questa sera avremo modo di vederlo anche dopo. C'è la cognata del padre di Graziano Giannusso, corretto? E quindi questa è l'occasione per ricordare che Graziano Giannusso è stato nostro segretario della sezione per 37 anni più o meno. Non è che ci stia sbagliando di tanto, dovevi immaginare che lavoro importante abbia fatto un segretario per 37 anni, facendo anche funzioni di tesoriere, quindi doppio lavoro. I nostri presidenti sono stati, allora, il dottor Giuseppe Giordano per 10 anni, di lui abbiamo pochi ricordi, però per esempio sappiamo che quando ci fu l'incidente di Mario Mazzoler, lui accorse per soccorrerlo nel lavoro, insomma, di medico. Dopo però Mario Mazzoler non si salvò. Momi Davvera, Girolamo Davvera, che fu presidente in un periodo che è quello della Seconda Guerra Mondiale, durante la sospensione del lungo periodo in cui fu presidente invece Italo Cosmo. Italo Cosmo succedette a Giuseppe Giordano, poi ci fu un periodo in cui fu chiamato da presidente Girolamo Davvera, e poi tornò Italo Cosmo fino praticamente agli anni 70. Poi arrivò Nino Giovanni De Marchi, che qui vedete in gioventù in veste di arrampicatore, che fu presidente fino praticamente per 15 anni, fino ai primi anni 80, e poi arrivarono Francesco Lagrassa,
vedete qui sorridente, vi ricordate ancora i suoi modi espressivi quando si trovava in montagna e diceva è un piacere ricordarlo ancora perché nonostante tutto lui sorrideva sempre sorriso. E ricordiamo in questo capitolo anche l'alpinismo dei tempi che furono, abbiamo chiamato l'alpinismo dei pionieri, e quindi vedete per esempio una figura dell'arrampicata della salita agli strapioni nord del campanile di Val Montanari. E poi è stata l'occasione per ricordare i soci che hanno collaborato molto attivamente alla vita della sezione e quelli che magari purtroppo ci hanno anche lasciato percorrendo i sentieri della montagna, come recentemente il dottor Croitel. Con il monte Antaner, che purtroppo è stata la sua ultima montagna. Questa è la foto fatta poco prima dell'incidente. Mi piace ricordare una figura particolare che fu Ugo Badan, qui ricordato dal figlio Stefano. C'è un racconto nel libro, ci sono alcuni inserti che trovate rappresentati su sfondo un po' diciamo giallino rispetto agli altri, sono inserti dove ci sono racconti curiosi, episodi particolari. Qui Stefano Badan, figlio di Ugo, racconta i suoi ricordi quando il papà lo portava in montagna sulle spalle, ma allora non c'erano gli zaini che si trovano adesso andando nei negozi di articoli sportivi, tutti pronti e già diciamo, sfruttabili senza nessuno sforzo, ovviamente quello che sulle spalle. In questo caso il buon Ugo cosa fece? Si autocostruì uno zainetto con delle tavole di legno, delle cinghie e portava in montagna il figlio Stefano. Un'altra volta capitò a Ugo, altro aneddoto, di dover scendere usando una capinovia dopo la salita alla Palla Bianca dal Rifugio Bella Vista perché purtroppo non avevano utilizzato gli occhiali del sole sul ghiacciaio e due di loro subirono un'oftalmia talmente grave che per scendere il gestore mi disse: volete scendere? Vi faccio scendere con la teleferica, no? Cosa ho detto? Non si farebbe mai perché qualcuno si preoccuperebbe della sicurezza anche in modo forse eccessivo rispetto al tempo, se si va da un estremo all'altro. Abbiamo dedicato un altro capitolo a quella che abbiamo chiamato attività tecnica e formativa, quindi sostanzialmente tutto quello che è stato fatto nei decenni per insegnare ai soci e anche ai neosoci, quindi alle persone che sono avvicinate al CAI, ad andare in montagna, nei modi più diversi. A onor del vero c'è stata una certa fatica nei primi 50 anni a organizzare questi corsi, perché sostanzialmente non abbiamo avuto all'interno della sezione una scuola di alpinismo, ci mancavano gli istruttori qualificati in ambito CAI, no? Anche se avevamo forti alpinisti, come dicevo prima, Giuliano De Marchi e altre persone del suo entourage, ci mancava una scuola di montagna. Poi ci si erano svolte intorno agli anni 80, ci facevamo guidare i primi anni in cui vedete il primo corso roccia organizzato poi il livello 1. C'è il grande alpinista Solo Bortei, che è stato studiato più volte, che adesso gestisce un rifugio su a Passo Curano. Lo vedete insieme a Mio Denes, che è stato, non so se sia ancora, presidente delle guide alpine a livello Veneto. Con l'aiuto delle guide si formarono all'interno della sezione delle persone che poi nel tempo si misero a organizzare i corsi di introduzione all'alpinismo. Parallelamente nacque un gruppo di persone nell'ambito dello scialpinismo che si diede da fare per poter organizzare corsi di scialpinismo, e così sostanzialmente è nata la nostra scuola di montagna con i corsi organizzati in autonomia dalla sezione nei primi anni 80. Poi con il tempo si diede vita a quelle che diventarono, sono tuttora, le scuole intersezionali. La scuola Montemesser, assieme alla sezione di Vittorio Veneto e di Soligo, intorno alla metà degli anni 90, la scuola di Merzande, assieme alla sezione di Pieri di Soligo, più o meno sempre nella stessa data. Ci fu un periodo anche in cui fu costituita una scuola di fondo escursionistico,
questa con Corigliano e Vittorio Veneto, poi i loro istruttori furono assorbiti dalla scuola di Montemesser, e recentemente all'interno della sezione, molto attivo, è nato il gruppo speleologico, lo Speleotip Corigliano, che adesso si vanta anche di avere il numero maggiore di istruttori a livello veneto, istruttori di speleologia. Ricordiamo, importante, il gruppo dello Scicari, anche perché dovete pensare che un tempo l'attività sciistica in montagna era abbastanza indistinta tra il gruppo che seguiva l'agonismo, e c'era un modo tutto particolare di andare in montagna, potete immaginare, tanti di salita c'erano fino a un certo punto, magari si prendeva il treno per andare a sciare nelle Regale, si fermava alla Secca e poi su verso le Regale, no? Ma anche il fuoripista era una pratica che si avvicinava molto a quella che veniva messa in campo da chi faceva lo sci in pista. Lo Scicari Corigliano fu fondato nel 1947, mi ricordo bene. Ok, ce l'ho fatta. E tuttora si può fregiare di essere lo sci club più antico della provincia. Qui vedete i soci fondatori, tra cui Nino De Marchi, past presidente della sezione, che tiene in braccio Giuliano De Marchi. Questo è il capitolo più ricco in assoluto del libro, si porta via ben un centinaio di pagine e potete immaginare perché dovevamo rappresentare tutte le attività che si svolgono, si sono svolte nell'ambito della sezione. L'attività sicuramente più datata, ma è quella che praticamente ha dato là alla storia di tutte le sezioni, si può dire, è l'attività escursionistica. Qui vedete un'immagine di una bella gita in cima alla Cima d'Auta del 1975, dove si arrivava con un equipaggiamento abbastanza leggero, si può dire. Poi vedete un'immagine storica dell'alpinismo giovanile del 1981, giovani fuori dal rifugio Vassolera dopo un prolungamento, e qui ci fu proprio la nascita dell'alpinismo giovanile di sezione. Vedete un'iniziativa simpatica del gruppo sci alpinistico, qui ci sono gli sci alpinisti vestiti in maschera, ma poi vedete anche il gruppo Seniores, nato da qualche anno a questa parte, che traina molti soci, diciamo verso 65, più o meno quella la fascia che contraddistingue i Seniores nell'ambito del biennio. Vedete un gruppo nato intorno a metà degli anni dello scorso decennio, il gruppo fotografico. Quindi vedete in gita a Castelluccio di Norcia, prima che ci fu il devastante terremoto in zona. E poi ci fu anche la nascita del gruppo sci escursionistico, curioso in questo modo utilizzato da qualcuno per cercare di frenare la discesa con un bastone in mezzo alle gambe, a raspa si diceva, no? Chi non usava i bastoncini provava in questo modo a frenare la discesa. Questo è un mitico Amedeo Puccioli, non si vede l'anno perché respira, ma è lui, ve lo posso assicurare. Giulia, qui ci sei te con Bortolo sul Col Visentin, quindi la nostra vita variato è quasi 100 anni. Cosa sta mostrando? E tutti i distintivi del CAI. Spero che un anno che piace 100 anni ne mettano anche quello di 80 anni. Si merita un altro applauso. Nel libro appunto nella sezione dedicata all'escursionismo c'è il racconto di Giulia di come si andava in montagna una volta. Molto interessante e curioso. Per finire, siamo quasi arrivati al dunque, abbiamo voluto rappresentare per sommi capi quelli che sono stati gli episodi più significativi anno dopo anno all'interno della sezione. Quindi nelle ultime 10 pagine del libro trovate elencati anno per anno questi episodi, con delle immagini che rappresentano all'inizio una farfalla bianco e nero, poi alla fine una farfalla a colori, intendendo con questo che noi siamo lì pronti a volare, una volta volevamo in bianco e nero, adesso voliamo a colori.
Non siamo stati Bruco, forse sì, lo sa, ma ci sentiamo farfalle che volano verso il 200°. Io vi ringrazio. Beh, complimenti a Diego. Si vede, come dicevo all'inizio, avete visto, soltanto chi ha a che fare con i figli ha una tale cura dei figli, Diego. Scusa, mi dispiace, perché mentre raccontavi si vede proprio l'amore per quello che hai scritto e la descrizione. Io, in queste 2 settimane, 3, che ho avuto modo di studiarlo, questo libro, leggerlo, pur non frequentando il CAI, ma andando in montagna da quando sono bambino, perché mio padre mi ha sempre portato fin da piccolo, mi ha fatto fare una gita a 7 anni, ha detto ok, sei, puoi farcela, mi ha cominciato a portare in ogni modo in montagna, d'estate, d'inverno, qualsiasi stagione. La cosa bella è che, ripeto, pur non frequentando la sezione del CAI di Conegliano, si viaggia attraverso questo libro e si incontra il Conegliano. Cioè, io mi ricordo fin da bambino, visto che l'avete citato Francesco Ragassa, quando andavo fuori e lo incontravamo, io cercavo un po', era bello sentirli parlare tra di loro, che parlavano sempre di montagna, mio padre lui, solo che bisognava trovare un posto dove sedersi perché non finiva più. Immagino che sia capitato anche a molti di voi, andavano avanti a raccontarsi, sono andato qui, sono andato là, sono tornato là, ma ci ho messo di meno, ma io ci ho messo di più perché mi fa male al ginocchio perché sono fatto un'altra escursione l'altra giorno. Insomma, sono delle vicissitudini e specialmente sono delle persone, come ho avuto piacere vedere il dottor Giordano. Io ho fatto tempo di essere paziente di suo figlio, ma nei ricordi di famiglia me l'hanno citato il dottor Giordano per la sua attività. Per quello che mi piace di ricordare questo libro, perché è un racconto non soltanto della montagna, dell'amore per la montagna, ma un racconto della città. E non si può pensare che la montagna per Conegliano sia attraverso i volti che voi trovate in questo libro. Un'altra cosa interessante, secondo me, anche io ricordi di questo, io ne ero segnato uno che mi è piaciuto tantissimo, che mi fa pensare sempre per esempio a Francesco Ragassa. C'è un suo scritto, che lui era puntiglioso, ma perché non sappiamo che è stato il primo gestore del Bazzonello? E lui ha fatto tutta la ricerca ed è riuscito a ritrovarlo. Ecco, anche questa cosa qui, io parlo da storico, l'importanza di ricordare tutti i singoli eventi è fondamentale, perché adesso abbiamo la possibilità di ricordare perfettamente la storia di un rifugio storico, qual è il Bazzonello. Ed è importante questa cosa qua per il futuro, appunto per i 200 anni, ricordare queste cose. E un'altra cosa che vorrei soffermarmi, prima di passare la parola a Gloria, che ci parlerà di alcune foto scelte, è esattamente l'argomento delle foto. In questo libro trovate foto di ogni tipo, perché le fotografie che noi facciamo, che sia adesso col cellulare piuttosto che una volta con le macchine analogiche o ancora più indietro con macchine molto più pesanti e anche molto più difficili da gestire per le foto in bianco e nero, la fotografia rappresenta un istante, rappresenta un qualcosa che vogliamo ricordare, immortalare, ma non è detto che debba essere per forza perfettamente bella dal punto di vista tecnico. Può essere bella perché quello che è all'interno racconta una storia. Ci possono essere anche belle foto, fantastiche, anche fatte male. Vi ricordo le foto di K dello sbarco in Normandia, sono tutte mosse, ma sono foto che hanno fatto la storia della fotografia. Allo stesso modo qua dentro trovate delle foto che sono storia. E insieme alle foto che sono storie, ci sono anche delle foto meravigliose, perché c'è anche un apparato del CAI che fa delle foto di montagna strepitose e ne vedremo. Detto questo, in piccola cosa che ci tenevo, passo la parola a Gloria. Prego, se vuoi venire qui, ci racconti.
Un attimo solo. Qualche secondo, scusate un attimo, che così cerchiamo di andare velocemente. Ok, F5. Eccoci qua. Prego. Grazie Michele. Questa è una fotografia che a noi dice tantissimo, noi che frequentiamo fin da quasi piccoli, o quanto piccoli, la sezione del CAI. In questa fotografia vediamo tutti insieme tante persone che non ci sono più, e soprattutto tanti past president. Il primo qui a sinistra è Ciccio La Grassa, Francesco Ciccio La Grassa. Poi vediamo il terzo, salto quelli vivi, spero che mi ringrazieranno di quello, se volete lo dico. Ma... questo l'abbiamo perso da pochissimo, qualche settimana fa, diciamo, un mese fa. Gianni Casagrande non è stato nostro presidente, però è stato per anni, si è occupato dei rifugi e è stato attivissimo nella sezione per l'attivismo giovanile, per le gite sociali, ha fatto veramente tanto e si è spento poco prima, insomma, di questa che uscisse il libro. Non ha fatto in tempo a vederlo, anche se nella parte dell'escursionismo Valerio è riuscito a intervistarlo proprio agli sgoccioli, insomma. Poi vediamo Graziano Caruso, che è stato segretario, come diceva Diego, per tantissimi anni, segretario di sezione, burbero, veramente burbero, ma efficace nella sua capacità di riscuotere le tessere dei ritardati. Poi vediamo Ugo Baldan, anche questo è stato presidente per qualche anno, è stato vicepresidente, è stato segretario e tesoriere. Anche lui è una figura a cui siamo molto affezionati. E poi l'ultimo, stato sempre vivi, e l'ultimo è Nino De Marchi, Giovanni De Marchi, di cui abbiamo parlato prima, che ci ha fatto vedere Diego la fotografia da giovane, che è stato anche il nostro presidente. Ecco, se volete le nomi dei vivi, vabbè. Ecco, questa qui è una fotografia molto bella, perché rappresenta una certa leggerezza dell'andare in montagna. Si andava per amicizia, si andava non per sfidare le cime, ma per stare insieme. Se guardiamo l'anno poi c'era anche un po' la necessità di ritornare a vivere. E un grande personaggio di questo periodo è stata Gina Freschi, che ha lasciato anche delle testimonianze scritte, perché lei oltre che essere pittrice, è scrittrice e anche una persona molto brillante e assolutamente profonda. Io a questo punto lascerei la parola a Gigi Pase, Prego. che è lì. Che lui si vanta di avere un dialetto bolognese quasi puro di quegli anni lì poi, e quindi a lui la lettura di un brano di Gina Freschi. Sei a sinistra o a destra? Destra pure. Sinistra. Allora, anche a me vuoi dire la mia di Gina Freschi per il 25esimo della sezione. Come i volare sti anni di bella gioventù in fior del 1930. Un divertimento, sforandosi nella ragazza sulle nostre splendide province. L'ore le era sempre disponibili per tutte e tante generazioni. I primi pionieri del CAI, paesani, in partita in bicicletta e continuando col trenino e cagaccio. Era la vera distinzione cosiddetta la crème del nostro cognac. Mi ero tosetta e vedevo sto divertimento solo per passare il tempo. Era come frequentare il circolo dell'Accademia,
mentre artigiani, botteghieri, poderi e operai sotto a scovare con la pagnotta del pane. Il signor Camillo Bazzoler, dopo la morte del Fiol, l'ha montato un diffuso che porta la sua memoria, il Mario Bazzoler. Ora alegrando Stolberg per tanti italiani e stranieri. Finita la guerra del 1940, l'iscrizione leggera per tutti, seppur la settimana era lavorativa. Artigiani e operai assieme del Baron Denati e Raffaele gli andava in montagna insieme. Mi go inaugura i bei scarpon marca freschi fatti da mio padre su misura, calzolaio specialista del Veneto. Era un'ammirazione di tutti, specie per chi portava scarpette da tennis e pappuse. Però i gruppetti di classe, seppur come sardelle in scatole, gli erano trasportati centrali nelle bande dei camion, in seguito i fratelli Pareato e che cominciarono con la correria. Il gruppo imparava a vivere assieme come una famiglia. Aggregati a Conean, Vittorio Veneto, Pordenone, i nostri cugini o Peter Gini, bravi e modesti, gran insegnamento d'essere una vera compagnia dei fratelli. Il presidente Momi del Vera, in seguito Italo Cosmo, Sega festeggiava il 25° anniversario del CAI. La bea, fiorente e gioiosa gioventù superava tutto. Trovandosi in mezzo a questa maestosa bellezza del creato, che ti faceva restare senza fiato e in silenzio, spoilerata dal vento furioso che spesso metteva paura, specie quando la nebbia ti separava da chi vicino. Ora resta solo da ricordare gli amici restati, i selcotici, Ettore Carissoni, Porta Cotel. Siamo già nella quarta età veneranda tutte le passate. Supereremo ancora segnazioni, ricordando i tempi bei. Ora arriva in gran Indrada, impeccabili, spogliando le grandi marche e la sua escursione da sé, la Tintarea con gli abbondanti, e forse fotografarsi insieme a Marta Martone. Ripetendo quel che dissi alpini, pretenziosi e voli come i tamburi. Tien dur e tien tutto le cose. Grazie Luigino, assolutamente per l'intensità anche della lettura. E quando vi parlavo della bellezza artistica, ecco, nella foto questa qui c'è non soltanto una bellezza dell'istantanea, di fotografare al momento, ma è anche ben inquadrata, ben fatta, specialmente come in tutti i vari, purtroppo c'è chi rimane fuori. Uno di due ti aspettano il loro turno, come potete notare. Però è bellissimo, specialmente diciamo che piste da ballo con quello scenario là, penso che ce ne siano ben poche. Non so se Giulietta è una di queste. No, per una volta non c'è. Okay. Comunque sì, sicuramente anche i libri che ha lasciato Gina Freschi, che sono questi ricordi con i danesi, e non poteva mancare chiaramente in un'occasione come questa, perché sono quei personaggi di Conegliano che lasciano qualcosa e perché bisogna trascrivere e lasciare queste memorie, e anche lasciare una poesia come questa è assolutamente una cosa che porta verso il futuro, si guarda al passato portandosi, diciamo, le cose belle, quello che è diciamo, l'essenza di ognuna delle nostre memorie. Andiamo avanti con le foto. Ecco, questa qui è la 16ª serata augurale alla città di Conegliano. Questo, tra l'altro, l'intervento era di Raimondo Piaglia, anche lui una persona molto cara alla sezione, a cura di Isabella Gianelloni, che purtroppo questa sera per una imprevista non è riuscita a esserci. Perché abbiamo scelto questa locandina? Perché come diceva Diego prima, nel capitolo dedicato, insomma, che leggerete, c'è stata una grande collaborazione tra il CAI e l'Associazione Alpini, soprattutto il gruppo Città, con il quale da tantissimi anni ormai, non aspettatevi date e numeri da me perché saranno tutti sbagliati, quindi evito di dirne così.
Da tantissimi anni ormai collaboriamo per offrire alla città gli auguri di Natale insieme con gli alpini. Ed è sempre stata una bella serata, sia musicale, abbiamo sempre invitato dei cori, non sempre lo stesso, in quell'occasione c'era il Coro di Bosco, ma anche il Coro Castello, e poi ultimamente abbiamo invitato anche i ragazzi del liceo musicale. E appunto ogni volta c'erano delle proiezioni dei personaggi illustri o degli argomenti interessanti da approfondire. Questo è per dire quanto è profondo il legame che abbiamo con l'ANA. Ecco, questo qui è una visita allora sindaco Floriano Zambon. Li vediamo Graziano Zanusso, il segretario prima, Leopoldo Miodi, vediamo, adesso da qui non riesco a vedere, dovrebbe essere Ciccio Ragazza, e lui si è ancora vivo, sì, il presidente è ancora vivo, che è di Sala, che è Alberto, all'epoca era il presidente. Sono venuti a trovare il nostro rifugio naturale, ma soprattutto il giardino alpino, che gode di un contributo ormai da diversi anni da parte della città di Conegliano, perché è un luogo dove noi portiamo i ragazzi a conoscere le piante di montagna, a conoscere l'ambiente di montagna e gli insegniamo a rispettarlo. E infatti siamo grati di questo aiuto, perché denota una sensibilità che continua a protrarsi nel tempo. E qui vediamo invece la nostra partecipazione alla festa delle associazioni, con il sindaco Chies e l'assessore Cruzzoni, non mi ricordo, perdonate, chi è a fianco del sindaco, e gli altri sono i nostri ragazzi dell'alpinismo giovanile, compreso il ragazzo che vedete sulla sinistra, dell'alpinismo giovanile. Possiamo andare avanti, ecco qui. Questo qui è l'altro nostro rifugio, al quale siamo particolarmente affezionati. Qualcuno una volta mi ha detto che abbiamo il rifugio più comodo e il rifugio più scomodo della Civetta, in effetti è così. Il rifugio più comodo è il rifugio Mazzoler, bello, grande, accogliente, e il rifugio più scomodo è questo. Purtroppo questa sera non è con noi il gestore, perché anche lui ha avuto dei problemi in famiglia. Qui vediamo il rifugio in un momento particolare. È stato colpito anche lui, per quanto possa sembrare strano, dall'alluvione del 66. Uno dice: come fa a 3000 metri a essere colpito da un'alluvione? In realtà, oltre all'alluvione, è stato un po' come la tempesta d'Aia, quindi tanto vento, tanta acqua che scendeva dalle montagne. Basta poco a 3000 metri. Pieno gusto di quello che sento. Ad ogni modo è stato quasi completamente scoperchiato e ha lavorato a bassissimo regime, più come un bilancio, ecco, per diversi anni, perché come immaginate è difficile riuscire a riparare le cose a quelle quote. Poi è stato ripristinato negli anni 80. Quindi girate dal 66 agli 80, che cosa può essere successo di mezzo? Un po' di tutto. Tutto ha ostacolato questa ricostruzione, compresa anche la crisi petrolifera, che ha impedito di farsi aiutare dall'esercito per il trasporto con gli elicotteri. Stiamo provando, ormai da quasi 10 anni, a pensare a una ristrutturazione. È una cosa ardua, è un'impresa ardua. Diciamo che le cose sono cambiate tantissimo dal punto di vista normativo, dal punto di vista lavorativo, un po' di tutto, e delle tutele ambientali. E quello che una volta avevamo costruito delle quasi semplici imprese edili, semplici no, perché era una
l'impresa edile di Attilio Tissi, e poi i soci, tra cui anche Renzo, dove sei, fatto in colpo, che hanno proprio dato materialmente il loro lavoro per la costruzione, per il restauro, per che ne so, gli infissi. Quindi per la struttura adesso è impensabile, adesso ci vogliono i professionisti, ci vuole la certificazione, tutte norme giustissime, quasi inapplicabili a quelle quote. Ci siamo resi conto che la situazione è difficile da affrontare, però non molliamo. Vero che non molliamo? Ecco, queste qui sono le nostre sezioni vicine, con le quali abbiamo rapporti di amicizia e di collaborazione molto molto profondi. Questo qui è una fotografia di una delle prime uscite degli istruttori delle sezioni di quella che adesso non so se era già oppure è diventata dopo, la scuola Messer, la scuola di scientismo, e rappresenta cosa può fare una collaborazione. Io lo dico sempre, è molto meglio essere 3 realtà mediamente piccole, tra l'altro anche dimensioni molto diverse tra di noi, cioè Conegliano e Vittorio sono simili, Chieri di Sodigo rappresenta una piccola sezione come numero, però è attivissima come quantità di cose che fa. Siamo 3 sezioni che collaborano e che il fatto di essere una trina delle scuole ci dà la possibilità di avere più ricchezza, piuttosto che essere una grande sezione che fa tanti numeri. Condividere idee, condividere iniziative dà più ricchezza a noi e al territorio. E questa appunto è la scuola che condividiamo poi appunto come diceva Diego, abbiamo anche un'altra scuola che condividiamo con Pieve di Soligo, che è una scuola di arrampicata libera, più o meno corretto. E questo rappresenta ecco, il nostro futuro, per il futuro immediato, per celebrare i 100 anni nostri e di Vittorio Veneto. Ospiteremo l'Assemblea dei Delegati del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il CAI ogni anno organizza delle assemblee dei delegati, una dei delegati del Veneto, una dei delegati nazionali, che quest'anno sarà in Sicilia, a Catania, e poi in autunno una dei delegati del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Quindi noi ospiteremo tutti i delegati, cioè soci CAI, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia in autunno a Castelbrando. Di solito sono sempre delle occasioni per promuovere il territorio, per conoscerci, per condividere idee e soprattutto condividere la passione, soprattutto per gli accompagnatori, perché chi lavora ai lavori dell'assemblea di solito si diverte meno, ma sono fondamentali anche queste cose. Ecco, questa è una fotografia del tipo una gita sociale. Siamo nel 1947 e vedete com'è il ghiacciaio, adesso non è più così. Scusatemi, quando abbiamo mostrato il libro, fatalità mi si è aperta la pagina, questa, e immediatamente non si può non notare con rammarico, tenendo conto anche di quello che è successo ormai un paio di anni fa, mi pare, e la tragedia che sono innamorato, cioè, come sta cambiando velocemente l'ambiente montano, cioè voi lo vedete montani, ma anche il nostro ambiente, la nostra quotidianità. Tanto per dirvi, l'ultima biennale di architettura di Venezia che era inaugurata la settimana scorsa, l'80% dei padiglioni e di tutto quello che è di progettazione è legato al cambiamento climatico e il cambiamento conseguente ambientale e di come affrontarlo. Quindi c'è un'attenzione
che noi vediamo quotidianamente nel cambiamento del nostro ambiente, ma anche nel confronto con queste foto storiche. Ecco un altro motivo per cui è importante la documentazione. Prima Diego raccontava di quanti fotografi, di quanti archivi sono stati utilizzati per poter completare questo libro. Ecco, gli archivi del CAI e di tutte le persone che sono legate al CAI, che negli anni hanno fotografato decine di migliaia di foto, da queste decine di migliaia di foto raccontano il cambiamento del paesaggio. Il paesaggio sta cambiando rapidamente per fattori legati chiaramente al cambiamento climatico, ma anche per fattori diciamo antropici, ma senza andare tanto lontano, basta guardare le nostre Prealpi, le nostre colline. Fino agli anni 60 erano completamente spoglie, perché la legna veniva utilizzata per ogni attività. Poi sono arrivate tutte le altre forme energetiche e la legna è stata abbandonata. Quegli spazi che erano occupati da prati adesso sono stati ricoperti da boschi, anche le colline, e non a caso sono tornati certi tipi di animali che trovano rifugio. Quindi l'importanza anche di mantenere questo genere di documentazione è fondamentale, perché ci racconta un cambiamento di cui noi uomini siamo testimoni e dobbiamo anche guardare con certa attenzione, perché ovviamente immagino che io non faccio sci invernale, immagino che sia cambiato tantissimo anche nel rischio. Vediamo purtroppo quanto ogni anno purtroppo sono tributi di vite di persone che cadono in montagna durante le escursioni invernali, perché chiaramente il cambiamento climatico e l'inversione termica stanno dando delle problematiche notevoli. Quindi ecco perché è importante anche, ripeto, conservare queste memorie. Questa foto è bellissima per due aspetti, l'ambientale ma anche quella sociale, e anche il costume, guardate come hanno vestiti rispetto ad adesso. Sì, in effetti, diciamo che non serve andare scritto, abbiamo delle fotografie nel libro di una gita sociale sul Visentin con la neve a marzo. Adesso ce la sogniamo quasi anche d'inverno la neve sul Visentin. Quindi anche il paesaggio qua vicino, senza bisogno di andare a vedere, di scomodare i ghiacciai delle montagne, ci fa vedere che il cambiamento è in atto e anche molto, molto veloce. Dicevo dell'abbigliamento, in effetti sì, ecco una cosa, guardando le fotografie più vecchie, ci ha sorpreso a vedere come le persone andassero in montagna, anche in altre montagne alle volte, sostanzialmente vestiti come erano in città, non avevano un abbigliamento particolare. Solo alcuni avevano i pantaloni a zuava, i calzettoni, pantaloni a zuava che si sono utilizzati fino agli anni 90. Se vi ricordate, i buoni dietro li vendeva ancora, infatti sono un paio classicizzati, magari di un tessuto diverso, però si usavano. Ma come dicevi Michele, era anche diversa la composizione sociale. Alcuni si potevano permettere di andare in montagna spesso, di avere le villeggiature, viaggiavano e potevano permettersi di andare anche distante. Altri si dovevano appoggiare al CAI, infatti questa era l'importanza del CAI, perché i mezzi erano pochi e potevano mettersi insieme con altri per poter raggiungere le mete della montagna. Prima facevi accenno lo leggeva nello scritto di Gina Freschi, il camion di Bareato, che è quello che guardo Giulietta, che era un camion con cui trasportavano il ghiaccio e che di domenica veniva prestato per portare gli amici in gita. Quindi immaginiamoci un camion del ghiaccio d'inverno, cosa poteva essere? Col freddo che faceva era molto più freddo. Sì, esatto. Tra l'altro, qui abbiamo appunto la testimonianza di Giulietta che mi racconta, se non ricordo male, nell'inverno 44-45 sfollata, che ha patito un freddo incredibile quell'anno, perché è stato uno degli anni più freddi, come suo figlio Giuseppe in maniera analitica a tutte le registrazioni, perché erano molto più fuori di un tempo. Ripeto, il lago di Pradella, non tanto, 1,5 chilometri di linea d'aria da qui, anche meno,
ghiacciava dalla fine di novembre e andava avanti fino a marzo, senza la neve. C'è una foto degli anni 30, mi pare, Giulietta, in cui non si vede neve, però era ghiacciato. Eh sì, per 5-6 anni, si sta fermata. Quindi, ecco un'altra cosa che mi collego, scusatemi, al vestiario. E questo qui è una cosa racconto familiare. I miei nonni, quelli più anziani del 1907, specialmente mia nonna che si chiama Bianca, abitava in centro Nogliano, mi raccontava che quando era bambina, per lei giovane, lei vedeva i signori che arrivavano col treno e andavano vestiti la domenica o il sabato con i pantaloni a zuava e i calzettoni, scendevano a Nogliano e facevano il giro della Nizza. Perché per loro, per chi veniva da Venezia, era un giro di una certa importanza. Adesso non mi fa sorridere perché andiamo anche in ciabatte, ho visto gente fare il giro della Nizza in ciabatte, però andiamo avanti. Dopo dico delle visitine. Ecco, era l'ultima, questa è una querela d'Occidente fatta dal nostro socio e mio predecessore come responsabile della procura, Eros Donati, che illustra insomma con molta sensibilità la nostra montagna simbolo. La sentiamo nostra, appunto, come diceva Diego, perché abbiamo due rifugi ed è anche, diciamo, una delle mete più ambite e più frequentate dalle gite sociali che vedete, insomma, dalle più antiche fino alle più recenti. Io ti passo la parola. Grazie Gloria, io abbiamo guardato che all'inizio le foto, dovevano essere molte di più, poi dopo si è fatta una scelta diversa e molte foto belle le vedrete passare alla fine della serata, che se rimanete qua rimarranno girate, quindi saranno sicuramente, ce ne sono di meravigliose dal punto di vista anche proprio puramente estetico, fatte proprio con una grazia unica, proprio delle belle fotografie. E io adesso farei parlare voi, se qualcuno vuole fare qualche intervento, se qualcuno vuole fare qualche domanda, noi con tutto il piacere vi faremo parlare. Sicuramente Giulietta che voleva parlare del Visentino. La foto che avete visto è una foto dell'Issima Vicentina nel 1947. Dunque abbiamo fatto Conegliano, Monte delle Santa Croce col treno. Poi siamo scesi 6 ore di cammino a piedi sotto un ferro di neve. Mio fratello Corino al rifugio Visentino suonava la campana perché non trovava il rifugio. E io su nel 1947 mio marito mi ha chiesto e ci siamo fidanzati. Portato un zaino pieno di bottiglie di vino. Poi ci siamo tutti ubriacati. Sarà difficile essere all'altezza di questa testimonianza, ma se qualcuno vuole farsi avanti. Penso che non sei l'unica che si è portata le bottiglie dello zaino, e senza peccato. Ecco, Germano, tu hai qualcosa da aggiungere? La parte dello Shikai è tua. Buonasera, io sono iscritto al CAI nel luglio del 53 e ho 72 bollini del CAI, ho frequentato i primi anni, mi hanno consegnato l'alpinismo giovanile con Paoletti e la moglie. Siamo andati a fare radio per vedere i Narcisi, la prima uscita, e poi ho frequentato un po' tutta sempre le gite che hai campate.
nel 1970 ho preso in mano lo Shikai Conegliano per 38 anni e fino alla fine, e adesso faccio qualche camminata in montagna ancora, quello che posso, perché sono sempre presente e innamorato del CAI, perché è una cosa che va bene soprattutto per i giovani, per esprimere la volontà e la passione della montagna. Ecco la cima grande della vedo, l'ultima volta l'ho scalata a 69 anni. Intanto ho scalato tutte le montagne d'Europa, a 70 anni sono andato alla Concagua e a 72 sono andato in Pakistan per fare un 7000 del K2 il Duca degli Abruzzi. Però siamo arrivati al ghiacciaio del Gran Concordia, che è un grande piazzale chiamato Gran Concordia perché attorno a 4 pilastri di 8000 metri che scende su questo piano la neve, e per questo però andati alla sera, la mattina siamo arrivati risvegliati tutti malati, stati là 3 giorni e poi abbiamo preso i sacchi tornati a casa. Comunque la vita ai CAI è soprattutto andare per le scuole e insegnare ai bambini, perché dà spirito di sacrificio e anche di bellezza e di capire le cose. Grazie e buon divertimento. Mi ricollego con quanto appena detto perché mi hanno fatto le parole. È una delle metafore più felici della vita è la montagna, perché fare un'escursione in montagna è parlare della nostra dell'esperienza di vita. Si parte scaldandosi le gambe, pian piano si va su, si arriva al massimo dell'energia in vetta e poi si comincia a scendere facendo attenzione perché le gambe sono stanche. Ecco, io devo dire che per quanto mi riguarda molto mi ha insegnato la montagna, non soltanto nell'ambiente di rispetto e anche nella meditazione, perché nel meditare si medita camminando anche con sé gruppo, ma anche mi ha insegnato un'altra delle regole che è fondamentale, che se quando sei con qualcuno, se si va in montagna, se tu da qualcuno in montagna che è in difficoltà, la montagna, la vita passa in secondo piano. E questa qui è una lezione di vita, perché bisogna aiutare le persone che si trovano in difficoltà. Per questo, ripeto, è fondamentale le attività come avete fatto voi e continuate a fare nelle scuole, perché educando i ragazzi ad andare in montagna d'estate, in inverno, in qualsiasi stagione a camminare, li si educa ad essere cittadini. Una cittadinanza attiva, fondamentale per la crescita sociale ma anche di un paese, perché nel momento in cui manca questo genere di riferimenti la società comincia a traballare. Quindi io come cittadino privato vi ringrazio di quello che state continuando a fare e che avete fatto per creare dei veri e propri cittadini. C'è qualcun altro che vuole fare degli interventi? Gloria, che qualcuno che è timido, sai che deve poter parlare di qualcosa di interessante ma non vuole parlare. Buonasera, porto un saluto delle video in una città di Conegliano. Per 37 anni di storia di montagna insieme è già qualcosa. Noi due amici che hanno istituita Ciccio La Grassa e Mondo Piaia siano persone che ricordiamo tutti con piacere, perché ha fatto tanto per il CAI, per gli alpini e il Mondo Piaia anche per l'amministrazione comunale. Quindi sono personaggi che hanno fatto la storia, hanno avuto questa idea e hanno sempre proposto bei momenti di montagna, bei momenti di campi in montagna con i vari cori. Veramente sono passati un po' tutti i cori del territorio, perché anche noi alpini, la montagna per noi è un punto di riferimento e cerchiamo volentieri quanto il CAI. Ci uniamo insieme tante volte e le ultime esperienze sono state proprio invitando i ragazzi dell'Istituto Trattori a cantare le canzoni di montagna e cantare le canzoni degli alpini,
proprio per trasmettere anche a loro quel senso della montagna, quel senso della fatica, della bellezza che la montagna ci riserva sempre. Quindi un'esperienza molto lunga e mi spiace non trovarti in prossimo edizione perché è cambiato presidente, ma insomma continueremo anche con questa esperienza e un saluto dal gruppo città, delle Alpini del gruppo città a tutti, grazie. Grazie a Silvano Arbellin per la sua testimonianza. Di nuovo grazie agli alpini che ci ospitano questa sera, allora magnifica sede. Chi è che è venuto qui e magari non è dei CAI, o magari è interessato con quello che è successo, ha scoperto una dimensione nuova? Sarebbe interessante sentire anche loro. Altrimenti io passo la parola al Presidente. Grazie Michele per la presentazione, per la produzione della serata, grazie a Gloria e a Diego per aver illustrato il libro, per aver condotto la serata. Spero che vi sia piaciuto, spero che il libro vi piacerà, come con tutto l'impegno insomma, che noi ci abbiamo messo a tante mani, quasi 100 mani insomma, per il libro. Vi invito a un brindisi conclusivo, ci accomuniamo di là e buona serata e grazie a tutti per essere intervenuti. Se qualcuno volesse il libro è qui disponibile, andiamo qua di fianco.